Grazie a Gianluca Busato per i suoi motivi e tutto. Adesso vi presento il professor Lodovico Pizzati, docente di economia alla Università di Venezia, consulente della Banca Mondiale. Grazie. Allora, io vorrei iniziare a spiegare un po' in dettaglio di perché Veneto Stato, di cos'è esattamente, perché è totalmente diverso da qualsiasi altro partito o movimento che si è presentato negli ultimi decenni in difesa di tutte queste ingiustizie che noi come popolo veneto subiamo. Veneto Stato, innanzitutto l'avrete capito tutto dal nome, è un partito indipendentista, quindi non è un partito comunista, è un partito che vuole la completa indipendenza politica, cioè vuole creare uno Stato indipendente come lo è la Slovenia, come lo è l'Austria, come lo è la Svizzera. Non stiamo parlando di fare come il Trentino Alto Adige, come la Sicilia, non stiamo parlando di regioni a statuto speciale o quant'altro. E quindi è sicuramente un obiettivo molto più ambizioso che parlare di autonomia, e per quanto sia più ambizioso, quello che vorrei spiegarvi è che come minimo è, per quanto difficile, è non solo l'unico percorso fattibile, ma è appunto l'unica, a differenza di percorsi autonomisti che perseguono l'autonomia, il federalismo, la devolution, tutte queste cose qua, è un percorso più fattibile, meno difficile, più probabile. Tutte queste altre alternative che i veneti hanno visto negli ultimi 20-30 anni, cioè di parlare di cercare di avere l'autonomia e lo statuto speciale, sono delle riforme dello Stato italiano. Quindi quando si parla di riformare lo Stato italiano, dire non è più uno Stato centralista, però uno Stato federale, uno Stato con delle regioni autonome che si trattengono le proprie risorse, eccetera, eccetera. Queste riforme dello Stato italiano giustamente devono essere approvate dal Parlamento italiano. Quindi quando si parla di autonomia non si parla di un passo intermedio verso la completa indipendenza politica, si parla di un vicolo cieco. Perché perseguire l'autonomia o il federalismo, tutte queste cose intermedie sono dei vicoli ciechi? Perché per essere attuate hanno bisogno di una maggioranza nel Parlamento italiano, se non addirittura 2/3 nel caso di certi tipi di riforme dello Stato italiano. Questo è praticamente impossibile, anche se un partito in Veneto prendesse l'80% dei voti, o anche in Lombardia un 80% dei voti, perché comunque nel Parlamento italiano sarebbe sempre una minoranza. Sarebbe sempre una minoranza perché è una minoranza della cittadinanza dello Stato italiano che subisce questa ingiustizia fiscale, che subisce, che paga più tasse di quanto gli torna indietro nel territorio come servizio pubblico. Quindi è una minoranza che vuole questo riscatto, e in una democrazia avrà sempre, non avrà mai una maggioranza di voti per cambiare la situazione. Cioè non avremo mai i parlamentari della Calabria, della Campania, della Sicilia che voteranno a favore di dire i soldi dei veneti restino ai veneti. Okay? Quindi per quello stiamo parlando di un percorso impossibile. Quindi qualsiasi altro percorso che vuole passare per Roma, che dice dobbiamo fare alleanze con questo e quello, noi lo riteniamo un percorso non praticabile, e penso che ci siano decenni di prove di questo, perché ci sono stati altri movimenti che si proponevano come difensori del territorio che non hanno concluso assolutamente nulla. Quindi, appurato questo, che un percorso che passa per Roma non porta a nulla, non è una sorpresa se noi come Veneto Stato abbiamo deciso di non presentarsi a Roma, cioè di non occupare delle careghe nel Parlamento italiano, di non cercare quel tipo di percorso, perché sarebbe non coerente con quello che cerchiamo di fare.
Allora uno a questo punto potrebbe anche essere demoralizzato e dice: questi qua, vabbè, sono coerenti perché non vogliono andare a Roma, perché dicono che là non ottieni nulla. Allora cosa facciamo? Qua c'è scritto percorso legale, parlo tanto di percorso pacifico democratico, però se si dice che non vuoi addirittura andare a Roma, com'è che fai a ottenere questo in maniera pacifica e legale? Beh, il fatto è che se ci guardiamo attorno, cioè se guardiamo al di fuori dei confini dello Stato italiano, ci sono un sacco di paesi che nell'arco di 60-70 anni sono diventati indipendenti in maniera pacifica e democratica. Cioè se pensiamo che nel dopoguerra c'era una settantina di stati al mondo, adesso ce ne sono quasi 200 ed è stata solo una minoranza di casi dove questo è avvenuto in maniera violenta, con una guerra civile, eccetera, eccetera. Nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di un percorso legale, pensiamo alla Cecoslovacchia, che è diventata la Repubblica Ceca e la Slovacchia in maniera democratica, pensiamo ai Baltici, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, che sono diventati degli stati indipendenti in maniera democratica. Pensiamo anche a casi recenti come il Montenegro, che nel 2006 è diventato un paese indipendente, oppure l'ultimo anche quest'anno, il sud del Sudan. Cosa è successo al sud del Sudan? Il sud cristiano, il Sudan c'è una maggioranza al nord musulmana e una minoranza al sud cristiana. Il sud cristiano ha votato in un referendum, quindi non ci sono state guerre, per la completa indipendenza politica, per costruire uno Stato completamente indipendente. Questo non hanno fatto un referendum per tutta la popolazione del Sudan, ma solo per la parte sud. Questo è lo stesso che è successo in Montenegro, faceva parte della Jugoslavia, non ha avuto nessuna guerra balcanica negli anni 90, erano sempre parte della Jugoslavia insieme alla Serbia. Nel 2006 hanno fatto un referendum e sono diventati indipendenti. Hanno votato solo i montenegrini, non hanno votato i serbi. E questo perché? Perché c'è un diritto internazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite, il cosiddetto patto di New York, sottoscritto anche dall'Italia negli anni 70, nel 1977, quindi un diritto riconosciuto dallo Stato italiano. Questo cos'è che dice? Che un popolo ha il diritto all'autodeterminazione, cioè che noi, in parole povere, non siamo proprietari di qualcun altro, non viviamo in un sistema feudale dove noi siamo proprietà di qualche signorotto a Roma. È il popolo veneto, siamo noi che decidiamo cosa fare. Abbiamo noi il diritto di decidere se vogliamo far parte dello Stato italiano o se vogliamo intraprendere un percorso di benessere, come ha fatto la Slovenia, come ha fatto la Slovacchia, come ha fatto la Repubblica Ceca, come ha fatto il Montenegro, come ha fatto la Groenlandia, come farà la Scozia, come farà la Catalogna, come faranno i fiamminghi. E questo percorso, appunto, uno dice, adesso non vado troppo nell'ambito giuridico perché qua abbiamo l'avvocato Morosin, però magari gli rubo alcuni punti che si tratta di, qualcuno dice, c'è l'unità nazionale, però qua stiamo parlando di un diritto precostituzionale, cioè un diritto tutelato dalla comunità internazionale, dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Quindi si tratta semplicemente di noi veneti di decidere se vogliamo uno Stato indipendente. Quindi sta solamente, invece di cercare una maggioranza a livello italiano per avere un obiettivo intermedio, ma anche più moderato come l'autonomia, oppure avere solo una maggioranza di noi veneti per avere un obiettivo più ambizioso come l'indipendenza. Okay? Quindi questo è il percorso. Ci conviene farlo perché queste sono tante domande: che tipo di Stato vogliamo, ci saranno le frontiere, eccetera, eccetera. Quindi qua vi lancio alcuni numeri tanto per renderci conto di che ingiustizia fiscale e sociale che subiamo anno dopo anno. I veneti come regione pagano ogni anno 70 miliardi di euro di tasse. Okay? Quindi su un reddito totale di 120 miliardi noi paghiamo 70 miliardi di euro all'anno.
c'è una pressione fiscale che è la più elevata al mondo. Di questi 70 miliardi vengono restituiti alla Regione Veneto solo 9 miliardi. Dopo, mettendo dentro anche le province e i comuni, sono altri 6 miliardi, quindi paghiamo 70 e ci torna indietro solo 15 miliardi. Questo tanto per dirvi quanto centralista è questo Stato. È lo Stato più centralista al mondo, perché non esiste, quando io lo racconto a qualche collega straniero, mi dicono non è possibile che ci sia questa disuguaglianza, che paghi 70 e solo 15 vengono amministrati localmente, perché neanche le colonie africane nel secolo fa venivano sfruttate in questa maniera. Non è possibile che sia un popolo che subisca anno dopo anno queste ingiustizie. Ma anche mettendoci dentro proprio tutto, perché dopo il Ministero del Tesoro anche offre dei dati, si chiamano i conti pubblici territoriali, e descrivono punto per punto tutta la spesa pubblica che va verso alla Regione Veneto, quindi le pensioni, gli interessi sul debito, sanità, la difesa, eccetera, eccetera, vengono e dicono, beh, noi vi offriamo un servizio da 30-35 miliardi all'anno. Comunque sta di fatto che noi paghiamo 70, 15 sappiamo che li amministrano i Veneti tra Regione, Provincia e Comune, altri 30-35 che ci arrivano come servizio pubblico dello Stato italiano, comunque 15 più 35 fa 50, paghi 70 e ricevi 50. Ogni anno mancano 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro all'anno per una popolazione di 4-5 milioni di abitanti, parliamo di 4.000 euro a testa, non per lavoratore, proprio dai bambini dell'asilo fino ai bisnonni. Quindi una famiglia con 2-3 bambini sono 20.000 euro all'anno, o di tasse in più o di servizi in meno. Quindi viviamo in uno Stato che ha una pressione fiscale da Scandinavia e riceviamo dei servizi da Albania perché ci mancano per nucleo familiare 15-20.000 euro all'anno. Quindi questi non sono piccole cifre. Qua dentro saremo una sessantina. Se sono 4.000 euro a testa che paghiamo come pizzo per essere parte dello Stato italiano, qua dentro ci sono 250.000 euro all'anno, solo in questa stanza qua. Quindi provate a pensare a tutte le cose che si potrebbero fare con 250.000 euro all'anno, solo in questa sala qua. Se mettiamo insieme tutto il Veneto, tutti i cittadini, parliamo di 20 miliardi. E noi abbiamo cercato anche di fare i calcoli, forse in questo libretto qua giallo. Abbiamo provato a dire, beh, perché non stiamo solo dicendo ci conviene essere indipendenti. Dopo ti trovi un surplus di 20 miliardi di euro e non è mica facile riuscire a spendere ogni anno 20 miliardi di euro in più quando riusciamo a tirare avanti così com'è. Quindi abbiamo fatto i calcoli, abbassi le tasse, cioè puoi sia abbassare le tasse che aumentare la spesa pubblica, abbassa l'IVA dal 20% al 10%, quindi vuol dire tutti i prodotti costerebbero il 10% in meno, abbassa l'IRPEF quello che è al 20% fisso, riduci i contributi sociali. Comunque non riuscivamo a spendere tutti questi 20 miliardi, ce ne rimanevano 6-7, allora aumenta la sanità, basta ticket, pagagli, anche perché delle volte manca anche lo stipendio agli infermieri, ai dottori, l'istruzione, basta bambini che si portano la carta igienica da casa, c'è dei servizi delle maestre pagate meglio, ma addirittura abbiamo fatto il calcolo che potremmo comprare un iPad a ogni scolaro veneto, cioè da quante risorse, quindi basta cartelle piene di libri, potreste anche mettere tutto a modernizzare anche l'istruzione. Più difesa, c'è il problema che non c'è abbastanza polizia, il crimine è troppo alto, investi, aumenta del 30% anche quello. Aumenta le pensioni perché comunque non riuscivamo a spendere tutti questi 20 miliardi all'anno e comunque rimanevamo in un surplus che ci sarebbe toccato comprare titoli, obbligazioni dello Stato italiano. Quindi comunque stiamo parlando di risorse, adesso ho parlato a grandi linee come se
se dovessimo amministrare uno Stato indipendente, tanto per dire la ricchezza e il benessere che ci porterebbe. Ma anche parlando solo dei singoli individui, degli impiegati, degli operai che mediamente prendono 1.000-1.200 euro in netto al mese, che sono delle cifre che ormai sono insostenibili, e sono le più basse dell'Europa occidentale. Sono le più basse dell'Europa occidentale perché nel resto dei paesi dell'Europa occidentale lo stipendio medio è più elevato. Però allo stesso tempo, mentre i nostri lavoratori hanno una media che è la più bassa nell'Europa occidentale, i nostri datori di lavoro sono quelli che hanno i costi più elevati, cioè se un datore di lavoro deve assumere un operaio che mediamente prende 1.000-1.200 al mese, a quel datore di lavoro gli costa 2.500-2.600 euro al mese. Quindi c'è qualcosa che non va. Se io pago per assumere uno 2.600 e questo qua riceve 1.200, c'è qualcosa di mezzo che non va. Quindi sempre con quel calcolo dei 20 miliardi abbassi i contributi sociali, abbassa l'IRPEF, al datore di lavoro gli costerebbe di meno invece di 2.600, 2.100, 2.200, quindi potrebbe assumere più personale e avrebbe dei costi di produzione minori, quindi potrebbe anche competere meglio nel mercato europeo. E il lavoratore, l'impiegato, l'operaio ricevere non in netto 1.000 euro al mese, ma 1.700, 1.600, quindi questo secondo questi calcoli. Quindi qua stiamo parlando di un aumento del 50% del reddito medio per la maggioranza dei nostri lavoratori. Quindi queste sono le dimensioni del vantaggio che abbiamo solo a livello economico. Però dobbiamo anche pensare che quando parliamo di fare uno Stato indipendente, ci sono anche un sacco di altre opportunità per migliorare la nostra società. Dopo sicuramente non è che andiamo a fare un copia e incolla dallo Stato italiano e fare di Venezia una piccola Roma. Avremo opportunità di migliorare anche com'è la struttura del nostro Stato, magari anche guardando altri paesi come la Svizzera, che è un paese veramente federale. Per federale noi intendiamo non che delle decisioni vengano prese a livello centralizzato, ma che ogni provincia o ogni comune avrebbe autonomia non solo in quanto può spendere, non è solo un lavoro amministrativo, ma anche se alzare o abbassare certe tasse. Potrebbe essere che ogni provincia può decidere l'IVA, quindi anche le province si fanno competizione a chi ha l'IVA più bassa per attirare nei propri centri commerciali la gente. Quindi infatti questo non è fantasia, perché in paesi strutturati in questa maniera a livello federale hai dei livelli di IVA che si aggira dal 5-6%, non al 20, 21, 24, adesso abbiamo anche perso il conto delle assurdità che cercano di fare, ma avremo la possibilità sono tantissimi, anche pensiamo ai problemi di questi giorni, no? Oggi si sente tanto parlare di Equitalia, no? Ci sono delle ingiustizie dal punto di vista della riscossione che sono insomma sparano alto, dopo ti fanno perdere anni e ci sono tutte queste ingiustizie. Io per curiosità sono andato a vedere e guardare Equitalia, che appunto è un ente di riscossione per lo Stato. E guardando la descrizione parla che appunto questo ente per riscossione presente in tutto il territorio nazionale italiano, a parte la Sicilia. Quindi anche lì dobbiamo capire che, a parte il lavoro che si può praticamente di cercare di dare delle risposte se ci sono delle ingiustizie, eccetera, eccetera, qui quello che ci vuole è una risposta politica, perché c'è una ragione se in Sicilia invece di avere Equitalia hanno riscossione Sicilia ed è il 60% della regione Sicilia, quindi decidono loro cosa sono le regole
decidono loro, decidono a casa loro. Questo perché? Perché ci vuole un'azione politica, quindi non basta solo lamentarsi, bisogna dare delle risposte qua in Veneto, e l'unica scelta che abbiamo noi veneti per fare valere le nostre ragioni per il nostro territorio oggi è Veneto Stato. Concludo qua, grazie.